Il comune di Torre di Mosto investe nella tecnologia LED. In piazza Indipendenza si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica al termine di un importante lavoro di rifacimento dell'intera struttura. Esattamente 1138 punti luce rifatti completamente, compresa proprio anche la sostituzione dei pali in molti casi. È un progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione per una questione sia di risparmio sia di attenzione a quello che è l'ambiente. Oggi inauguriamo un impianto che permette di, con il rifacimento dei punti luce e il rifacimento anche di tutti i quadri elettrici di controllo, di avere un impianto di illuminazione pubblica completamente nuovo. Abbiamo fatto la messa a terra di tutti i lampioni, il ripristino delle linee di messa a terra che erano state rubate chissà quanti anni fa, e quindi oggi come oggi Torre di Mosto gode di un impianto di illuminazione pubblica a livello ottimale. Un lavoro che è costato oltre 500.000 euro, che si pagherà in buona parte con il risparmio che andiamo a fare. Tanto per dire, il risparmio effettivo una volta che l'impianto è a regime sarà di circa il 60%, vuol dire che la bolletta per il comune passerà da 135.000 euro a 57.000 euro anno. Oltre al beneficio in bolletta, il nuovo impianto di illuminazione a LED garantirà un importante investimento in sicurezza. Tutti i lampioni infatti rimarranno accesi l'intera notte, non dovendo più spegnerne alcuni e limitarne l'uso per contenere i costi. Ma il beneficio più importante sarà sul fronte ambientale, con l'eliminazione dell'inquinamento luminoso e una riduzione di 150 tonnellate annue di emissioni in atmosfera. Un investimento che va nel senso di quel Veneto sostenibile a cui punta anche la Regione, come spiega il vicegovernatore Gianluca Forcolin. Sono quella vera sfida che noi stiamo portando avanti con il Veneto Sostenibile 2030, e quindi fa piacere che sindaci lungimiranti come a Torre di Mosto oggi abbiano già messo in piedi questo progetto importante per lasciare un ambiente più adatto e più consono ovviamente a quella che è la qualità di vita che noi ci aspettiamo per i nostri figli, ma soprattutto preservare quell'ambiente invece che ci hanno lasciato i nostri nonni e i nostri genitori. Quindi è un connubio importante, quindi l'amministrazione ha messo in piedi questo progetto assolutamente importante di sostituire oltre 1000 corpi illuminanti, dando un segnale ovviamente di lungimiranza che non può altro che sposare appunto quelle che sono le linee guida e i progetti e i bandi che stanno uscendo anche da parte dell'amministrazione regionale per fare in modo che i nostri stakeholders sia pubblici che privati possano mettere in campo queste azioni assolutamente importanti.